Ci siamo anche oggi, non sarà ogni giorno, però oggi ci siamo, freschetto, freddino. Siamo al 31 marzo, questa sera doveva esserci lo spettacolo Giovanni da Udine, Galas and Friends con Raul Cremona, e per questo bastardo di virus sarà rinviata, vi arriverà notizie come fare con i biglietti eccetera, però dobbiamo farla, prima o dopo la faremo. E questo pomeriggio, sempre con la preghiera, io sto a casa e quindi anche voi. Dov'è Berto? Bertino, Casa Galax, barzellettina sugli animali. Allora c'è questo, sapete una volta quando si andava al circo, quando ero bambino, c'era l'intervallo e mettevano la gabbia per costruire la gabbia dei leoni e tu avevi la possibilità di andare allo zoo. Io ho portato questa barzellettina ai giorni nostri, diciamo che tu andavi a vedere lo zoo e c'era come una lotteria, un premio. Diamo un premio di 1.000 euro a chi riesce a far saltare l'elefante indiano con le 4 zampe contemporaneamente. Una robe vergognosissime. No, 1.000 euro, prova uno, niente. Uno, sai, tira per la coda, niente. Uno gli muove le orecchie e l'elefante è fermo lì. Arriva un vecchietto da Feletto Umberto col motorino, parcheggia e va. Scusi, buondì. Dice, al cacca si vince 1.000 euro, sì. Arrivi com'ò, va al Bricofer a Feletto, lì sai, no? Arriva con una pala da neve, c'è una pala di quelle grandi da neve, passa davanti all'elefante indiano, va dietro l'elefante dove l'elefante ha le pallone, non si può dire coglioni che è volgare, pallone, prende la rincorsa, pam! E l'elefante con le 4 zampe si alza e vince 1.000 euro. Benissimo. Dopo 15 giorni il circo si trasferisce a Palmanova. Diamo un premio di 2.000 euro a chi riesce a far muovere la testona dell'elefante indiano facendogli fare sì e no. 2.000 euro, arriva uno, preme per la proboscide, l'elefante è fermo, un altro per la coda, un altro gli dà un calcio, l'elefante è fermo. Arriva questo vecchietto da Feletto Umberto, quindi è partito il giorno prima, arriva a Palmanova, arriva lì, buondì, il cacca si vede, sì, ma lui ha già visto, Udin alle Udin, Palmegnove. Arrivi com'ò, va in una ferramenta di Palmanova, un brico slink, line, arriva con una scala lunghissima. Passa davanti all'elefante, va nel fianco dell'elefante, appoggia la scala, va su, gli prende le orecchiene e le fa Dei! Salto qui so io, no? E l'elefante l'amico di Lazzoli le pale e vince 2.000 euro. Signori, Casa Galas, con voi, per voi, da voi, une robe vergognosissime. Ciao, ciao.